Va ora in onda la rassegna stampa. Quindi verso che ora parti? Alla una? Cioè appena esci di qua praticamente e esci anche mezz'ora prima. Cioè fai venire la sveva perché tu devi andare in Puglia. Cioè questo approfittarne proprio. Ah, sai che alle 12:30 viene una bella ragazza, un artista, è proprio qui della zona di Lainate, quindi... No, senti, ma poi adesso tu te ne vai in Puglia per Pasqua, ma a casa ce l'hai un antifurto? Cosa c'hai, un gatto? Miau, miau, miau. Io fossi in te, alle 9 c'è il prossimo passaggio, lo manderai in onda tu di Sicurbet, è il caso di segnare giù il numero, perché sta cosa che andate via tutti per Pasqua, cioè, adesso non voglio portarvi sfiga, però sai che i ladri in questo momento ci stanno ascoltando e quindi sa che Simone va in Puglia. No, può capitare. Io colpo di telefono alla Sicurbet, un bel impianto antifurto d'allarme, combinatore, magie, apparizioni, sparizioni. Vabbè. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti voi che avete già la valigia pronta, maledetti. Bene, andate, l'ho detto, Sicurbet. Il buongiorno vi viene portato da Sammy Varin, sono qua, non vado da nessuna parte, almeno per una settimana. Poi tra una settimana sentirete la mia mancanza perché, come vi dicevo, avrò un piccolo intervento programmato e quindi per un po' non mi sentirete, ma roba si ritorna sempre. Poi oggi è venerdì santo, la passione, tutte queste cose brutte che sono successe tanti anni fa, ma ne stanno succedendo anche oggi di brutte. Ero così contento, una rassegna stampa stupenda poteva arrivare quest'oggi, poi col maltempo e con la cabinovia che è precipitata e basta, sono qui soggiogato dalle brutte notizie. Allora, poi ne sono successe altre durante la notte, quindi io parto subito dalla brutta notizia della notte. Apre il Corriere della Sera in questo momento nell'edizione elettronica: maltempo in Veneto, 2 dispersi a Vicenza, padre e figlio travolti dalla piena dell'Agno. I nubifragi di ieri hanno provocato danni in varie zone della regione, vigili del fuoco in azione con i droni, crollato un ponte. Questa è l'apertura appena aggiornata del Corriere. Su Repubblica ancora la striscia rossa: maltempo, dispersi, padre e figlio trascinati dalla piena a Vicenza. L'agenzia ANSA: trascinati dalla piena del torrente, 2 dispersi nel Vicentino. Chiaramente oltre a questa notizia terribile, anche quella della cabinovia. Aperta inchiesta sulla funivia, verifiche su funi e freno, era stata inaugurata solo 10 giorni fa. Era stata appena inaugurata. Io pensavo fosse una roba vecchia di chissà quanti anni, ragazzi miei. I sopravvissuti alla tragedia del Faito, il balzo improvviso, poi sospesi nel vuoto, la donna miracolata scesa all'ultimo istante, il cavo spezzato, 4 morti. Cosa è successo? La tragedia sul Monte Faito in Campania. Queste le brutte e terribili notizie, e chiaramente davanti alla morte, davanti a queste cose che uno si chiede sempre: si potevano evitare, non si potevano evitare, appena inaugurata, che cacchio. Hanno appannato queste notizie la buona notizia, che non è certo un'ottima notizia, da fare i salti mortali, però insomma è la Meloni ieri da Trump, e nelle prossime ore torna in Italia e ci sarà Vance, il vice. È una cosa bellissima, ragazzi. Cioè c'è tutta la sinistra che sono rimasti così. Ma vediamo un attimo
come viene presentata questa notizia sui famosi giornaloni, ma anche sui giornaletti, ricordandovi che Sammy Varin fa una rassegna stampa che non è tale, non è una rassegna stampa di quelle noiose. Sammy Varin fa la rassegna. No, assolutamente no. Siamo svegli, allerta e soprattutto ce lo abbiamo molto duro politicamente. Ci mancherebbe. E quindi tu dici, e allora potete in questo momento scrivetemi, sì, anche parolacce, non c'è problema. 34067 09 659. Perché? Perché potete commentare in tempo reale le notizie che vi sto leggendo. Capito, mi hai? 34067 09 659. Non esiste sulla faccia della terra una rassegna stampa del genere. E per fortuna, dice qualcuno, poter commentare in tempo reale le notizie che uno vi legge. Tra mezz'ora, anzi meno, alle 8 comincio a leggere i vostri WhatsApp. Meloni Trump, sì al dialogo con l'Europa, il Corriere. La Repubblica, la promessa di Trump a Meloni. La Stampa, bello questo titolo, relazione speciale. Il Resto del Carlino, Meloni invita Trump a Roma, vieni e tratta con l'Europa. Anche questa cosa, mi dovete dire se avete amato questo momento, avevate paura anche voi, come portava sfiga il Fatto Quotidiano che titola Trump incorona Meloni, ma la smentisce su Kiev. Vabbè, che cavolo. Cioè, perché Trump ha detto che non è un grande fan di Zelensky e d'altronde chi lo è, punto di domanda, è qualcuno, è vero. Il Messaggero, Trump UE, dialogo a Roma. La Verità, il tappeto rosso di Trump, Meloni eccezionale, sinistra scornata. Il Giornale, Meloni convince Trump. Libero, missione compiuta. Il Tempo, United States of Georgia. E non è male. Il Sole 24 Ore, il titolo principale è naturalmente riguarda l'argomento soldi, MPS ok aumento per OPS Mediobanca, ma in centropagina che interessa a tutti noi la BCE che taglia i tassi al 2,25%, eccezionale incertezza, Casa Bianca contro Powell. Fatto sta che chi deve stipulare un nuovo mutuo, chi deve comprare qualche cosa a rate, ma anche se non le vuole fare, le rate te le fanno lo stesso, ormai avete notato sta cosa. Cioè anche se uno si vuole comprare un telefonino, facciamo le rate. Ma se uno ha i soldi, li paga subito, non si può. Io mi arrendo, ma siamo schiavi delle banche o non siamo schiavi delle banche? Me lo dite? Meloni Trump sotto l'amicizia nulla, questa è l'apertura del Domani, la Premier cede su dazi, gas e armi. E adesso vedremo cosa c'è sul tavolo. Il Manifesto, cortesie per gli ospiti, fammi leggere anche sotto. È una premier eccezionale, una leader, mi piace molto. Meloni alla Casa Bianca raccoglie sterminati elogi e la promessa di Trump di ricambiare la visita prima o poi, ma non riesce a strappare alcun impegno sui dazi. Cortesie per gli ospiti, guarda che bella foto, bella bella, dolce dolce. La Meloni nella sala ovale, chiaramente vedendo quell'immagine abbiamo avuto tutti quanti un brivido, ricordando che fine ha fatto Zelensky, e chiaramente il portasfiga Fatto Quotidiano che sperava finisse così, e invece no, tutti contenti. E a un certo punto la Meloni ha fermato la traduttrice e ha detto traduco io. Stupendo, stupendo signori. Dove andiamo? Scendiamo ulteriormente. Vediamo, vabbè, l'unità, ok, l'unità. Trump, Georgia, tu mi piaci, ma ora caccia i soldi. Ed è carino comunque, è carina come apertura. Aspetta che te la faccio vedere. L'unità, d'altronde se non ci fosse l'unità la nostra giornata sarebbe piatta. Trump, Georgia, tu mi piaci, ma ora caccia i soldi. David Romoli oggi in pagina
dell'unità, ma la notizia più brutta, potremmo dire, nella sua positività perché è ancora vivo, è lo scatto che ha vinto il World Press Photo. È un bambino ucraino o di Gaza, non ha importanza. Sì, è un bambino, ma senza braccia, naturalmente vittima delle bombe in Medio Oriente. Di spalla, Francesco non rinuncia alla visita di Pasqua, il Papa va a Regina Coeli e chiede ai prigionieri: perché voi e non io? L'editoriale di Piero Sansonetti sull'unità, che è la solita frase a un certo punto, adesso non voglio essere monotono, che comunque il Papa dice quando va in carcere, e i carcerati secondo me ne hanno piene anche le balle di questa frase: perché voi e non io? Ti viene voglia di dire ma prego, no? No, vabbè. Restiamo sui giornali, giornalini, giornaloni, giornaletti. Vediamo dove ci porta il computer. Sapete che ogni tanto il computer salta fuori la sua vena vera, una vena comunista, e andiamo sul Riformista. Love Actually. Oh, idillio tra Georgia e Donald su immigrazione e anti-woke. Lei tiene duro su UE Ucraina. Prossimo rendezvous a Roma. Il Riformista titola Love Actually. Il Mattino: a Roma il dialogo Trump-Europa. Il Gazzettino: Trump-UE, dialogo a Roma. È una fantasia. Il Secolo XIX: Meloni apre a Trump. Sto guardando, che ho avuto un momento di... Ok, sì, no, tutto bene, tutto bene. Avvenire, bello anche Avvenire, armi, gas e investimenti. Che uno ci vuole sempre un po' di fantasia. Poi quando compri il giornale è mattino presto e ci metti un attimo armi, gas e investimenti, chiaramente il risultato dell'incontro alla Casa Bianca. La BCE taglia i tassi mentre Washington mette sotto pressione il governatore della Fed. Armi, gas e investimenti. Meloni promette più spesa per la difesa e impegni delle imprese. Oh, non si va oltre il 2%, c'è Giorgetti qui che ha qualcosa da dire. E incassa l'apertura di Trump alla trattativa. Il presidente USA verrà a Roma a negoziare con la UE sui dazi ed elogia la Premier, una leader mondiale. Vediamo come sintetizza Avvenire in prima pagina. Normalmente ci fa un bel servizio che poi non ve ne parlo più per tutto il giorno. Clima fiducioso nel faccia a faccia durato meno dell'ora prevista e preceduto da un pranzo di lavoro. La premier italiana fa sua la parola d'ordine del trumpismo: faremo di nuovo grande l'Occidente. Sui dazi, tema centrale, il presidente degli Stati Uniti assicura un accordo al 100% con l'Europa e un'intesa pure con la Cina, ma rinvia aperture concrete. Deve venire Vance, scusa. In compenso accetta l'invito a venire a Roma, forse anche per una trattativa allargata con i vertici UE. Sintonia piena sul contrasto all'immigrazione e alla cultura woke. Giorgia sta facendo un lavoro eccezionale in Italia che, con lei, resta il miglior alleato. Poi assicura: mai detto che gli europei sono parassiti. Non mi era sembrato di capire, no? In cambio l'inquilina di Palazzo Chigi promette il 2% del PIL per le spese di difesa. Non è abbastanza, nota però Trump. Più acquisti di gas e 10 miliardi di investimenti privati. Assente Elon Musk. E oggi arriva a Roma il vice Vance, previsto un pranzo con Meloni e i due vice Tajani e Salvini. Questa l'apertura e la titolazione sul quotidiano Avvenire, che poi naturalmente mette il Papa. Il Papa non tradisce i carcerati, ma anche, a proposito di violenze negli oratori, il grido dei genitori di ragazzi abusati: la Chiesa cambi. Ai piedi della croce di Gesù c'è anche la sofferenza delle vittime di abusi e dei loro familiari. Ci sono le madri, tutte le madri, anche le madri di tanti figli abusati, violati nella carne, violentati nella fiducia. Ci sono famiglie segnate dalla sofferenza che disintegra le relazioni, apre squarci di incomprensione, come quelle che portano nella propria identità il sigillo di un abuso subito da due figli per mano di un sacerdote, una piaga che non annienta
soltanto i minori, ma sconvolge le dinamiche familiari. Da anni stiamo provando senza sosta a ricostruire la nostra relazione, ma finora non è stato possibile. C'è anche questo strazio infinito davanti al patibolo del Venerdì Santo. Il Servizio Nazionale CEI per la tutela dei minori ha infatti preparato un itinerario quaresimale con il contributo delle vittime di abusi e dei loro familiari, lo stesso gruppo che si incontra periodicamente con i vescovi della presidenza della CEI. Questo il quotidiano dei vescovi, e naturalmente voi, se avete qualcosa da dire, non mancate, dovete assolutamente scrivetemi 34067 09 659. Sono le 7:46 e io direi di tuffiamoci direi nella realtà dei quotidiani, partendo, non è che posso fare finta di niente, insomma è da Meloni, è andata da Trump, quindi partiamo dal Corrierone, che insieme a Repubblicone, forse il giornale, chiaramente quelli che hanno più soldi, quelli che ci hanno inviato, quelli che hanno più spazio su questo argomento. Sono a pagina 2. Meloni da Trump, verrà in visita a Roma, l'apertura a Bruxelles. La Premier lo cita: renderemo ancora grande l'Occidente, il presidente Italia nostro miglior alleato finché c'è lei. E vedete la bellissima foto nella sala ovale. Giorgia Meloni, 48 anni, Donald Trump, 78, durante l'incontro con i giornalisti nello studio ovale alla Casa Bianca. Chissà perché tutti che guardano quella poltrona dicono: è quella dove c'era Zelensky che gliene ha dette di tutti i colori. Sì, è sempre la stessa, che dobbiamo fare? Pagina 3. Sorrisi e complimenti, il duetto tra i leader, poi quel distinguo quando si parla di Kiev. Il racconto dall'inviata del Corriere Monica Guerzoni. Nella cabinet room della Casa Bianca, davanti al piatto vuoto azzurro e oro che aspetta carciofi e radicchio preparati dai cuochi presidenziali, Giorgia Meloni quasi si sente a casa. Donald Trump si spertica in complimenti e lei, alzando di qualche decibel la voce rispetto al capo degli Stati Uniti, si concede una battuta che allenta ansie e paura. Possiamo chiuderla qui la conferenza stampa. E il Tacun, consapevole del regalo che le ha fatto, meglio di così, cosa potevo dire? Il D-Day non sarà tutto in discesa, ma inizia sotto i migliori auspici. She's great! Meloni guida in modo fantastica l'Italia, sta facendo un ottimo lavoro, ha talento, è uno dei veri leader mondiali. Sono felice di stare con lei. Oh, no, vi immaginate la sinistra davanti a ste cose? Altro che Giuseppi. E via così, un acuto di violino via l'altro. Il cielo azzurro, le aiuole piene di tulipani, i giardinieri della Casa Bianca che tosano l'erba ad altezza moquette e Giorgia Meloni dietro la facciata di mattoni rossi della Blair House che si prepara al grande match o duetto che sia con Donald Trump. La scelta del presidente di ospitare la premier italiana nella residenza riservata a familiari e amici è per lo staff di Palazzo Chigi il migliore benvenuto. L'ora X scatta alle 12:05 di Washington con il giardino delle rose punteggiato di sagome di uova e coniglietti per la festa di Pasqua. Ma poi le tinte pastello sfumano. La missione finisce con il consueto one man show nello studio ovale, dove Trump, incalzato dalle domande dei giornalisti americani, sovrasta la sua ospite d'onore in tailleur pantalone bianco, le ruba la scena e molto del tempo dedicato alla stampa. I reporter di casa urlano le domande uno sopra l'altro. Meloni contiene il disagio con i sorrisi. Quando gli italiani riescono a farsi sentire, le chiedono della Cina, lei per 3 volte non risponde, segno di quanto delicato sia il tema nel rapporto con Trump. Loro sono i peggiori, è la battuta con cui la premier segnala al tycoon i cronisti al seguito. E quando arriva la domanda da brivido per il presidente: è Zelensky responsabile della guerra? La traduttrice si incanta. La premier le ruba il mestiere, traduce per Trump e risponde svicolando. Le spese per la difesa? Non abbiamo parlato di limiti massimi, ma del fatto che l'Italia manterrà gli impegni e arriverà al vertice NATO al 2%. Impegni che però al presidente non bastano, e lo aveva detto chiaro poco prima del bilaterale. Never enough,
mai abbastanza. Quanto al destino di Kiev, la distanza resta. La Russia ha invaso l'Ucraina, ribadisce Meloni, e se Trump di nuovo bacchetta Zelensky dicendo non sono un suo fan, lei riesce a fargli smentire se stesso, riconoscendo che no, non è stato Volodymyr a iniziare la guerra. A Roma, in tempo quasi reale, Carlo Calenda concede a Meloni di essere riuscita nell'impresa, farsi ponte tra Washington e Bruxelles, ma il ponte è in costruzione e Trump ora puntella, ora assesta colpetti alle fondamenta, prova ne siano i visi concentrati a tratti scuri dei membri dello staff meloniano nello studio Vale e la decisione di radunare giornalisti italiani per un punto stampa finale per poi sconvocare all'improvviso l'incontro. Meloni decolla alle 5 della sera americana perché oggi, all'ora di pranzo, riceverà a Palazzo Chigi il vice di Trump, Vance, e con lui parlerà di dazi. Questo è il racconto sul Corriere, con il riquadretto della Presidente del Consiglio con lo stop all'interprete, faccio io. La Premier si improvvisa interprete, accade nello studio Vale, dopo una risposta in italiano di Meloni, l'interprete stava traducendo, ma a un certo punto è stata interrotta dalla Premier che le ha detto faccio io, e ha proseguito il suo discorso traducendo lei stessa quanto detto in inglese. E chiaramente non possiamo che essere felici e orgogliosi di avere una leader che si fa capire in tutto il mondo e, aggiungo io, in tutti i sensi, perché parlare bene altre lingue significa poi far capire anche argomentazioni e giudizi che a volte sono lontani. Siamo sempre sul Corriere, nelle pagine successive chiaramente si va avanti a cicciarare su questo argomento, confronto leale e costruttivo, e oggi la trattativa con Vance, il pranzo con i ministri USA, lei porta 10 miliardi di investimenti di aziende italiane, eccolo qua il tavolo, pronti, tutti pronti, gnam gnam a mangiare. Giro pagina, che mi era sembrato di vedere Giorgetti. No, non c'è Giorgetti, no? Che hanno invitato a pranzo anche Giorgetti. Non c'era Giorgetti, che cavolo. Giro pagina sempre sul Corriere. Europa, la strategia del pragmatismo. Nessun commento a caldo, l'attenzione sui possibili passi avanti nel negoziato commerciale. Chiaramente tutti lì, silenzio, silenzio. Del resto le istituzioni europee ci hanno da tempo abituato a questa strategia comunicativa, sì, nel senso che non fanno un cazzo. Evitare di inseguire tutte le dichiarazioni, vabbè, bla 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 bla. È chiaro che non, sono lì che aspettano che cosa farà e dirà Meloni, perché alla fine oggi con Vance ci sarà il discorso, la ciccia, diciamo così. I punti sul tavolo vengono messi in pagina dal Corriere. La prima proposta, 0 tariffe sui prodotti industriali, comprese le auto. La difesa, il dossier sulle armi e i 2 fronti, aumento della spesa e acquisti dagli Stati Uniti. L'energia, Washington punta a esportare più gas, rischio contraccolpo per le rinnovabili. La richiesta americana, l'abolizione delle barriere non tariffarie, IVA inclusa. Questi gli argomenti principali che saranno quest'oggi sul tavolo. Già che sono sul Corriere, la tentazione chiara e forte quando vedi sta cosa, pagina 21, e vabbè, mozione pro Gaza, malumori nel PD, fatta dai leader senza coinvolgerci, cioè litigano anche su Gaza, questi, capisci? Cioè, è un gruppo di parlamentari Dem sceglie di partecipare a un convegno anti-Hamas. Siamo pagina 21 del quotidiano Il Corriere. Il documento per Gaza è stato annunciato da Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Si cercava di mettersi tutti insieme almeno su una cosa, giustamente vogliamo che si sia ufficializzata Gaza, qui, là. Al Senato il coordinatore della minoranza Dem Alfieri aveva presentato un testo meno radicale,
insomma stanno litigando anche su quello. Sempre nella stessa pagina un riquadrino piccolo piccolo per il generale Vannacci. Archiviata l'indagine per falso, cioè pian piano le stanno archiviando tutte, ma c'è un riquadrino piccolo piccolo piccolo. Il GIP di Roma ha accolto la richiesta del PM Clemente, uno che si chiama Clemente, chiaro, e ha quindi archiviato il procedimento per falso a carico del generale Roberto Vannacci. L'indagine riguardava una serie di dichiarazioni rilasciate dal generale Vannacci durante il suo incarico di addetto per la difesa all'ambasciata a Mosca. Soddisfazione per il provvedimento, dice il suo avvocato. Un po' più basso è la notizia che vi abbiamo anticipato ieri, perché il tempo era più avanti del Corriere, o forse osava di più. Lucano si autonomina per non decadere. Lui dice: vogliono abbattermi, le mosse per rimanere sindaco di Riace. Ah, però il Corriere come ci va giù pesante. Ricordiamolo, Mimmo Lucano è stato eletto eurodeputato per AVS alle europee dello scorso giugno. L'esponente di sinistra è anche lo storico sindaco pro migranti di Riace in Calabria. Beh, però non scrive il Corriere che è stato rieletto lo stesso giorno, anche sindaco. Proprio per gli atti firmati da primo cittadino ha subito un processo. Assolto dalle accuse più gravi, ora rischia la decadenza per la legge Severino. L'escamotage diventa ruolo di responsabile dell'area tecnica del comune, ma il sindaco dice solo per pochi giorni. Vabbè, mezzo paginone, signori, per il Corriere su questo argomento, e devo dire qualcosa che non viene ripreso sui telegiornali perché giustamente sono cose più importanti e più gravi. Stiamo per fermarci. Vi ricordo però la prima pagina del Fatto Quotidiano. Trump incorona Meloni ma la smentisce su Kiev. Studio Vale, niente sui dazi, la Premier lo invita a Roma. Lei è eccezionale, Giorgia gli offre più spese militari senza cifre e investimenti negli Stati Uniti. Lei, guerra colpa di Putin, lui, sbaglio di Zelensky. Chiaramente la verità sta nel mezzo, ragazzi miei. Anche qui poi lei è riuscita a strappare a lui qualche cosa di più su Zelensky. Il giornale, Meloni convince Trump, ma poi in centropagina anche la tristezza di questa tragedia. Si spezza un cavo, tragedia sulla funivia. A Napoli cade una cabina sul Monte Faito, è la strage dei turisti sul Monte Faito. L'impianto era stato riaperto una settimana fa. Sono rimasti per ore sospesi nel vuoto e nella nebbia che rendeva ancora più difficili i soccorsi. Poi la cabina è caduta nel vuoto, nello strapiombo sottostante, uccidendo 4 dei 5 passeggeri a bordo. Il quinto è ferito in modo grave. Sempre sul giornale, all'interno, al lancio di moneta, Giorgetti sicuro: supereremo meglio di altri la crisi dei dazi. C'è una logica nel disordine e la guerra dei dazi può persino rivelarsi un'opportunità. Giancarlo Giorgetti ne è convinto. Lo ha detto a Roma al pubblico riunito per il lancio del nuovo settimanale economico Moneta, in edicola ogni sabato con il giornale. Sul quotidiano Il Giornale, oltre all'editoriale di Alessandro Sallusti, direttore, l'editoriale si intitola Chapeau, e tra poco ve lo leggo perché merita. Anche Luigi Mascheroni, suo Giù la maschera, dedicato a Fazio, certo, mastro cioccolataio, e la figuraccia che ha fatto Fazio con le sue uova. Meritorio, ha salvato l'azienda che produce cioccolato, eccetera, ma gli ingredienti delle super uova lussuosissime non collimavano, e quindi sì, c'era dentro quella cosa, ma non arrivava proprio dalla Sicilia o uno sta lì a dire. Però sempre il dispiacere di Sammy Varin, ho letto ieri, è che tutto questo materiale sequestrato perché non c'era la cosa che arrivava da quel posto lì è stato distrutto, e quello io non lo perdono. Cioccolatini, uova di Pasqua, c'è un fracco di roba sequestrata, distrutta, perché non c'è dentro la roba che arriva proprio dal pistacchio di Bronte. Che Bronte, ragazzi, ma lo mangio lo stesso. Non si poteva dare ai poveri?
Ah, santa polenta. Dai, dai, vai con la canzone. Quella che sentite è la canzone delle 8, la meditazione delle 8, perché oggi è il venerdì santo e il nostro Fabrizio Giannuzzi, fisarmonicista bergamasco che vive in Germania, vuole ricordare così questa giornata, vuole darvi una sensazione così, con la sua fisarmonica e naturalmente il buon venerdì santo e gli auguri di buona Pasqua. Ce li fa lui stesso. Diamogli la parola. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, il mio nome è Fabrizio Giannuzzi. Poiché ci stiamo avvicinando alla Pasqua, ho pensato di presentarvi quest'oggi un pezzo particolarissimo, organo e armonica a bocca, dal titolo Ecclesiastical Blues, un brano sviluppato con il tastierista, organista Filippo Manini di Bergamo, come lo sono io, bergamasco. È un pezzo, diciamo, piuttosto lungo, un pezzo di ampio respiro che io vedo quasi come un pezzo classico, diciamo. Sì, musica classica, un pezzo molto diluito che con il pretesto del blues, della nota blues, crea degli effetti particolari, delle atmosfere particolarissime e se così si può dire, mistiche. Atmosfere che secondo me possono essere anche, possono integrarsi nell'ambito cinematografico. Perciò io anche in questo senso mi metto a disposizione di persone che abbiano interesse a sviluppare un certo tipo di musica che vada anche in quella direzione. Vi auguro un buon ascolto, spero vi piaccia e anche se è molto lungo il pezzo, per cortesia restate ad ascoltarlo, ne vale la pena. Vi voglio bene, vi abbraccio e ringrazio il carissimo Sammy Varin. Alla prossima, ciao a tutti.
Una suite bellissima, meditativa, quella di Fabrizio Giannuzzi, da cercare su YouTube se vi piace l'armonica bocca, Ecclesiastical Blues, ma tanti altri pezzi, alcuni meditativi, altri meno, altri molto allegri e spensierati. Grazie a Fabrizio Giannuzzi per farci avere le sue produzioni che differenziano in modo potente la nostra rassegna stampa, è vero? Ogni mezz'ora musicalmente un pezzo di un artista indipendente sempre sconosciuto, almeno per ora, a livello nazionale. 6 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno, buon venerdì santo, buona Santa Pasqua a tutti voi, soprattutto a coloro che stanno lasciando il pianeta lavorativo per qualche giorno e dai, stacchiamo e stanno andando a riposare e magari a salutare parenti e amici in giro per l'Italia. Il Sammy Varin c'ha tanti messaggini da leggervi e pian piano inizio a trasmetterli. Voi che state scrivendo al 340 67 09 659, perché tra una notizia e l'altra della rassegna stampa io voglio sentire il vostro parere. E minimo, in occasione del Venerdì Santo, una considerazione e un augurio. Tutti coloro che da vertici UE in giù la menano per il riarmo e la guerra non sono in regola né col messaggio cristiano di pace in terris, né col sacrificio di nostro Signore, neanche da un punto di vista laico con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Un solo partito è da sempre coerentemente e graniticamente antibellicista e per la pace, la Lega. Invito tutti i cittadini di questa penisola a riflettere bene quando torneremo alle urne, a diffidare da chi tiene i piedi in due scarpe. Vogliamo vedere i nostri figli perire al fronte o intendiamo dare loro a tutto il paese un futuro di lavoro, prosperità e pace? Buona Pasqua dall'ultima ruota del carroccio. Massimo, bravo Massimo da Carcare Savona, grandissimo, grazie per la bella meditazione. C'è anche un messaggio audio, sentiamo cosa dice. Allora, poco casino. Ecco, Un buongiorno a ero Sammy ispirato. Varin. È Per arrivato me è Stefano. sempre il gallo del mattino. Infatti, ecco. Allora, vorrei sapere perché hanno crocifisso Gesù e a me no. E come no? Se mi ascolti sei Ma chi è che crocifisso fa anche tu. Un saluto a tutti e prima Radio Libertà, Grazie. prima il nostro capitano Matteo Salvini, Poi Radio Popolare. E- Poi. poco casino, fate sempre casino. Sammy, Sì, Sammy, mi fa- Sammy Varin. mi Chi fa è? questo- Le Lu o le mia Lu? Mi Sì, fa effetto. le Lu. Mi fa effetto che io faccia. Brutte Va bestie. bene, arrivederci. Diceva mio papà, la Sì, più buongiorno. bella, la più buona, la Buongiorno. puttana di Brescia. Capisci l'effetto che fa Sammy Varin ai suoi ascoltatori? Per fortuna non tutti poi mi mandate messaggi audio, perché altrimenti mi accorgerei del terribile effetto che vi faccio, ma ne sono contento, mi fa assolutamente piacere se ogni tanto riesco a strapparvi mezzo sorrisetto in questa valle di lacrime. Ciao Sammy, auguroni a te, a tutto lo staff radio e soprattutto a tutti gli ascoltatori di questa piccola grande Radio Libertà, e se posso osare, uova di cioccolato anche no, ma una piccola offerta non si dice mai no. Wow! Auguri a tutti da Marco Grimoldi, il neo segretario, lo sapete, il Marco Grimoldi è l'amico che ci dà una mano anche sui gadget, certo, quello che si è inventato i bellissimi gadget che abbiamo distribuito a Pontida la scorsa estate, ma ne sono in arrivo ulteriori. Grazie sempre Marco Grimoldi del tuo simpatico amore verso Radio Libertà, e grazie soprattutto a tutti voi che magari per Pasqua decidete, se non ci mandate un ovetto, di farci un piccolo sostegno economico attraverso il conto corrente postale 37671294 se andate in posta, o attraverso il sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati. Stamattina mi sono collegato all'app della radio alle 7 del mattino. C'era una tizia che parlava con la settima dimensione e guariva il mal di gola con un sasso azzurro. Ma Stefano, non essere turbato, vai tranquillo, ero io che facevo la voce da donna e ti
parlavo delle mie capacità sensoriali che picciu, guarisco, vedo, prevedo, travedo, io tocco e guarisco. Ma cosa te ne frega? Ste cose te ne frega. Quello che c'è prima della rassegna stampa tu non ci devi pensare, non turbarti più di quanto già ti turbo io. Tu mi turbi, dici tu, turbami pure. Stefano, ci facciamo anche trasmissioni un po' diverse, che dobbiamo sempre parlare della Lega che ce l'ha duro e ogni tanto diciamo anche qualcosa sui sassolini e sul mal di gola. Santa polenta, e beviti un po' di bava di lumaca e sii felice. Buongiorno a tutti, spero che sia il primo passo per la distruzione dell'Unione Europea, che mi auguro vivamente al più presto. Da chi? Da lui, il Corrado metalmeccanico da Treviso. Ta vedere, ti mando lì la von der Leyen, caro. Senti, sta già bussando, l'è già arrivata. Basta, mi fermo e ritorno sui quotidiani. No, il mastro cioccolataio di Mascheroni sul quotidiano Il Giornale non ve lo leggo, però potete immaginare la figuraccia che ha fatto questo bravissimo è un giornalista, sì, no, vabbè, comunque presentatore, eccetera. La domanda finale, no, è se mai ne parlerà nelle sue trasmissioni, e se Lucianina magari dirà qualcosa su questa figuraccia che ha fatto, perché nei suoi dolci non c'era il pistacchio verde di Bronte, il sale marino di Trapani, la nocciola di Giffoni, e non era di Giffoni, là, quante palle! Gli hanno dato 100.000 euro di multa, ma soprattutto i cioccolati con le nocciole taroccate li hanno buttati via. E sta roba, io ancora sono qua, ditemi che non è vero, ditemi che li hanno dati ai poveri. Boh. Siamo sul Giornale, dai che ci resto, sì, avete vinto il quotidiano Il Giornale, allora vai, cappellon. A pagina 7 del quotidiano Il Giornale, la presentazione di Moneta a Roma, che è la nuova pubblicazione del quotidiano Il Giornale. Su Moneta, mattone auto, cibo malato sulla tavola. Il mattone ritrova vigore a Roma grazie al miracolo Giubileo, che attrae flussi di capitali stranieri, fondi in primis. Questo è uno dei temi centrali del nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Tempo. Supereremo i dazi meglio degli altri, così Giorgetti alla presentazione di questo nuovo cartaceo. La promozione di Standard & Poor's, che è passata molto sotto traccia, ragazzi, cioè se c'era il PD c'era ancora la banda che girava per le città. È un forte atto di fiducia verso il nostro paese. Ancora Giorgetti, il patto di stabilità impone grande cautela sulle scelte di bilancio, gli USA comprendono gli interessi europei. Giro pagina, certamente, sono sul quotidiano Il Giornale, e naturalmente la terribile notizia del cavo di traino spezzato, precipita una cabina, la strage dei turisti sulla funivia del Faito. 4 morti e un ferito grave, salvi gli 11 passeggeri a valle, soccorsi difficili per nebbia, scrive Patrizia Tagliaferri. Dopo la rottura di un cavo della funivia che li stava portando sul Monte Faito, sono rimasti per ore sospesi nel vuoto e nella nebbia che rendeva ancora più difficili le operazioni di soccorso. Poi la cabina è caduta nel vuoto, nello strapiombo sottostante, rotolando a valle per centinaia di metri e uccidendo 4 dei 5 passeggeri a bordo, tra cui il macchinista. Il quinto è ferito in modo grave ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale del Mare, mentre sono tutti salvi gli occupanti della cabina che stava scendendo verso la stazione di Castellammare. L'incidente è poco dopo le 15 di ieri, nell'impianto in provincia di Napoli, riaperto per la stagione solo una settimana fa, che dalla stazione della Circonvesuviana consente di raggiungere in 8 minuti la vetta del monte. Nel pomeriggio uno sbalzo improvviso fa bloccare le cabine. È il sistema di sicurezza entrato in funzione dopo che il cavo trainante si è sganciato, precipitando al suolo e finendo sulla linea sottostante della Circonvesuviana. Le 2 cabine rimangono a lungo sospese nel vuoto. A bordo ci sono 16 persone terrorizzate, tra passeggeri e personale. Non capiscono cosa sta succedendo. Le 11 a valle, appena partite, vengono imbracate con le funi di sicurezza, riportate a terra nel giro di un paio d'ore con un verricello. Sono tutti
turisti stranieri, nessuno è ferito. La cabina dove si trovano erano a pochi metri dal suolo, abbiamo avuto un po' di paura, non capivamo cosa stava succedendo, c'è stato un salto di 5 secondi, raccontano i superstiti, mentre cresce l'apprensione per i passeggeri a bordo della cabina a monte rimasta bloccata nel vuoto. Questo l'inizio del racconto a pagina 16 del quotidiano Il Giornale, che parla anche di maltempo, SOS in Piemonte, frane e danni, annega anziano, blackout e treni fermi, 100 comuni a rischio, vento forte al nord, forte maltempo in tutto il centro-nord, in particolare in Piemonte dove è scattata l'allerta rossa, a Monteux d'Apo, Torino, un 92enne morto annegato nella sua abitazione, intrappolato dall'acqua arrivata all'improvviso. Il Po ha superato il livello di guardia nel torinese, a Borgosesia si contano almeno 150 sfollati, diversi torrenti e fiumi in piena, mentre le precipitazioni non hanno dato tregua per tutto il giorno. In molte aree del torinese sono stati necessari oltre 300 interventi dei vigili del fuoco e a Biella è stata chiusa la stazione ferroviaria con la cancellazione di tutti i treni. A Torino è stato anche danneggiato il sistema elettrico del Museo Egizio, chiuso ai turisti per tutta la giornata. Questa l'attualità del maltempo a pagina 16 del quotidiano Il Giornale. E a proposito di maltempo, avete sentito la brutta notizia dal Veneto, trascinati dalla piena del torrente, scrive ANSA in questo momento, ci sono 2 dispersi nel Vicentino. Vediamo se dice qualcosa di più la Repubblica. In apertura sul sito elettronico c'è ancora la striscia rossa, dispersi padre e figlio trascinati dalla piena a Vicenza, poi naturalmente la Meloni con Trump, l'inchiesta sulla funivia e le altre notizie. No, non è stata ancora impaginata la notizia, c'è il maltempo in Piemonte, morto anziano in casa travolta dall'acqua, chiesto lo stato di emergenza anche in Lombardia, pioggia e vento forte, a Milano chiusi i parchi, in Liguria allerta gialla e mareggiata. A Venezia un vaporetto fuori controllo finisce contro il ponte di Rialto. Ci rituffiamo sui quotidiani, certamente, e a proposito di brutta notizia di cronaca, a Udine, anche questa l'avrete sentita, la coppia aveva 3 figli, ai domiciliari con il braccialetto uccide la ex in casa. Subito dopo l'uomo fugge in auto, si schianta e muore. Si ipotizza il suicidio. Ha ucciso prima la moglie, da cui si stava separando, poi è morto in un incidente stradale, forse provocato da lui stesso, per togliersi la vita. Teatro dell'ennesimo femminicidio, un alloggio Ater di Udine, dove ieri mattina è stato trovato il corpo di una donna di 46 anni, Samia Bent Rejab Kedim, tunisina, come il presunto assassino, l'ex marito Mohamed Nacer Sadi, 58 anni. La coppia aveva 3 figli, 2 dei quali maggiorenni. La cronaca, pagina 16 del Giornale. A pagina 18, per un attimo fuori dalle balle, perché oltre il sistema solare, attenzione, siamo meno soli. Tracce di vita sull'esopianeta a soli 124 anni luce dalla Terra. Insomma, ma ci possiamo anche fare una chiacchierata, dai. Sì, e ci mettono c'è le onde elettromagnetiche, ci mettono 124 anni ad arrivare qua, quindi se gli chiedi qualcosa all'extraterrestre non ce la farai mai a sapere la risposta. Su K218b, gas prodotti da alghe marine simili a quelli terrestri. E chiaramente Sammy Varin qua vi chiede: ma voi ci credete? Ci credete agli extraterrestri? Io ci credo, tu ci credi? Ma io ci ho sempre creduto, anzi noi come radio siamo troppo avanti, perché già ai tempi con Radio Padania Libera, ricorderete, avevamo degli esperti che settimanalmente ci ricordavano che gli extraterrestri sono tra di noi. Sì, proprio così. Ciao, sono Scialpi, piacere.
E che ne pensate? Scrivetemi 340 6709 659. Non iniziate adesso a fare allusioni, sono tra di noi, sì, guardaci, li sto ascoltando adesso gli extraterrestri. Oh, certo, è vero, siamo un po' extraterrestri noi di Radio Libertà, perché come facciamo noi la radio non la fa nessuno, e visto che non la fa nessuno, e per rientrare un po' in me, vado su Repubblica perché ci vuole un po' di Repubblica. La promessa di Trump a Meloni. Vediamo un po'. La Premier verrà a Roma per dialogare con i vertici europei. Il presidente USA la elogia, Georgia miglior alleato, ma non cede sui dazi e torna ad attaccare Zelensky sulla guerra. Dall'Italia impegno per investimenti su gas e difesa. Titolo principale di Repubblica, ritaglietto, la BCE taglia i tassi, la Casa Bianca minaccia Powell, ma soprattutto poi in taglio alto, precipita cabina della funivia, morte sul Faito. Napoli, si è spezzato il cavo di trazione, 4 vittime e un ferito grave. All'interno del quotidiano La Repubblica un paginone proprio sulla strage della funivia, cavo rotto, cade la cabina, 4 morti, un ferito, un guasto alla teleferica che collega Castellammare di Stabia alla vetta del Monte Faito, l'abitacolo a valle si ferma e tutti i passeggeri vengono messi in salvo, ma il secondo convoglio, quello a monte, precipita nel vuoto, il freno di emergenza non avrebbe funzionato, la struttura rilanciata dopo i lavori 6 anni fa. E questo l'impianto che abbiamo visto. L'impianto avviato, nonostante le forti raffiche di vento, la Protezione Civile regionale aveva diramato un'allerta meteo. Giriamo pagina, siamo sempre sul quotidiano Repubblica, prosegue naturalmente la foto, la cronistoria di quello che è avvenuto a questa cabinovia, aperta l'inchiesta, verifiche sulle funi e sul freno bloccato. Le 2 coppie di turisti, l'addetto di bordo, il dramma a fine corsa. Sempre sul quotidiano Repubblica che ci fa un bel reportage con il fiato sospeso finché i nostri figli non sono stati salvati, sballottati nel vuoto, sembrava di essere sulle montagne russe. Sempre sul quotidiano Repubblica, altro argomento interessante che non viene tracciato molto nei telegiornali in questi giorni perché hanno altro di cui pensare, Trump, la Meloni, i dazi. A pagina 23, ma anche su altri quotidiani non di centro-sinistra, liste d'attesa, governo bocciato, regioni pronte al ricorso al TAR, rottura con i presidenti, l'esecutivo tira dritto sui poteri sostitutivi, ora 30 giorni per l'intesa o sarà battaglia legale. E c'è Gianni che dice decreto sconcertante, saremo commissariati anche per motivi politici, e te capì, cioè ragazzi non c'è dentro soltanto Gianni della Toscana ma tutte le altre regioni anche di centrodestra, ieri c'era la Lombardia, incazzati col governo perché il governo si vorrebbe sostituire alle regioni che non stanno facendo abbastanza per ridurre le liste d'attesa per le prestazioni sanitarie. Fosse facile, adesso non mi metto a fare l'avvocato delle regioni, chiaro che c'è un cortocircuito anche politico e le tappe, la norma contestata dai governatori, scrive Repubblica. A giugno 2024 il governo ha approvato un decreto con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa per le prestazioni sanitarie. Il testo prevede anche una struttura del ministero in grado di esercitare poteri sostitutivi quando le regioni sono inadempienti. I governatori sono contrari e si stanno opponendo al DPCM che renderebbe operativo l'organismo. Paginone quest'oggi su Repubblica, ma soprattutto un riquadrino pericolosissimo, mamma mia, mi viene da grattarmi solo che non mi posso grattare, devo schiacciare i bottoni. Via la campagna sul referendum cittadinanza. No, c'è il referendum, siamo Italia.
Siamo Italia, di Sammy Varin. È lo slogan della campagna per il referendum sulla cittadinanza dell'8 e 9 giugno, presentata ieri dal comitato dei promotori in una staffetta oratoria ai giardini di Piazza Vittorio a Roma. Ma come leggi, Sammy Varin? Come stai... Sembra quasi che non vuoi far capire quello che leggi, perché non vuoi invitare la gente a votare questo referendum, questa legge. Un grande sì verde con la X e 2 bambini stilizzati con tricolore e matita in mano nel logo. C'è una legge sbagliata, discriminatoria, vecchia di 30 anni, che il Parlamento ha più volte detto di voler cambiare, ma non ha mai cambiato, e che oggi con un sì grande che è al centro del logo, i cittadini e le cittadine possono cambiare. Così ha affermato il segretario d'Europa Riccardo Maggi dopo aver scoperto il logo insieme ad Epi Casalan, co-presidente del comitato. Tra i presenti gli scrittori Khan, Nicola La Gioia, il comico Dule, Riccardo Onori di Amnesty International, ma anche esponenti della CGIL, PD e AVS si sono schierati per il sì. Il Movimento 5 Stelle ha deciso per la libertà di voto. Certo, ci torneremo su questo argomento. Non c'è solo il referendum sulla cittadinanza, ce ne sono altri, ma ci sono anche le elezioni lo stesso giorno. La cosa un po' mi spaventa, elezioni non importanti, nazionali, eccetera. Però, insomma, è lì, è qua. Vado avanti e non mi fermo. Sempre a proposito di economia, pagina 30, la frase di Giorgetti: spesa sotto controllo, ma è lite con Crosetto sulle armi. Il ministro rivendica la prudenza del nuovo DEF e bolla le richieste dei militari e del collega come la lista di Natale. Qui c'è un paginone interessante a pagina 30 del quotidiano Repubblica. Giro ancora quotidiano, alle 8:27 vi meritate il quotidiano La Verità, che apre con il tappeto rosso di Trump, Meloni eccezionale, sinistra ti è scornata. Il premier incontra The Donald alla Casa Bianca, un successo globale. Gli USA accettano di avviare trattative sui dazi e con l'Unione Europea a Roma. Abbiamo parlato di difesa, energia e investimenti. Il presidente replica: è una grande leader e un'amica. Chi dentro il Parlamento e le redazioni sperava che finisse come con Zelensky rimane con le pive nel sacco, scrive in prima pagina Maurizio Belpietro. La consulta dice sì alle schedature di Emiliano. Dopo il ricorso del governo contro la Puglia, che traccia la somministrazione del vaccino anti-HPV, e nonostante l'allarme del garante, le toghe salvano il governatore, che quando riguarda la sua regione ama l'autonomia. Sempre in prima pagina sul quotidiano La Verità: pretendono spazi riservati a loro, la sentenza inglese scatena i trans, lo sapete, no? Se cambi sesso, hai cambiato sesso, ma sei sempre del sesso di come sei nato. Attenzione, perché ora è battaglia per il terzo cesso. Non è possibile. Sono diventato così volgare. È scritto così, Simone, guarda. Anch'io me lo sono riletto perché ho detto no, stiamo scherzando, ora è battaglia per il terzo sesso, è stato un errore di stampa. No, per il terzo cesso. E qui inquadrami un attimo mentre faccio il segno di Mago, e qui ci vuole Mago Varin, perché Mago Varin cos'era? Era da anni che ve lo dicevo, il terzo cesso, per i maschi, per le femmine, per i trans. Questa è proprio una roba mentale, no? Voglio andare nel terzo cesso, guardami che entro nel terzo cesso e tutti mi guardano. Basta, io non la faccio più la rassegna stampa, non è pensabile, pure sono cose vere, capisci? Cose vere. E se è arrivata in Inghilterra questa battaglia, ma ti immagini in Italia? Ma faranno manifestazioni in tutte le città del PD, adesso dateci il terzo cesso! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il vortice ciclonico attivo sulla nostra penisola è in spostamento verso i Balcani, ma anche quella odierna sarà una giornata instabile su buona parte del paese. In mattinata precipitazioni irregolari potranno ancora interessare il centro-nord, specie il nord-est, le Marche, l'Umbria e i settori tirrenici. Tempo più asciutto sul resto d'Italia. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni potranno ancora interessare buona parte delle regioni centro-settentrionali, ma risulteranno sempre più irregolari e meno incisivi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata. Da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Il venerdì di Pasqua non poteva mancare una canzone che è anche una preghiera, a mio parere, veramente potentissima. L'Ave Maria nella versione di Giacomo Voli. Il 26 e 27 aprile sarà a Milano questo artista emiliano, frontman dei Rhapsody of Fire. Un'anima rock intenso, solenne dalle sonorità epiche. Una sorprendente interpretazione vocale, finalista al San Marino Song Contest. Giacomo Voli con l'Ave Maria per augurarvi un buon venerdì santo, una buona Santa Pasqua a tutti voi, da Sammy Varin, da Simone in regia e da tutta la redazione di Radio Libertà che vi terrà compagnia comunque in questi giorni, anche in queste ore di viaggio, per chi si trova in viaggio, chi partirà questo pomeriggio verso città più o meno lontane per trovare parenti e amici. Ricordate che sulla vostra autoradio, se avete un'auto recente, c'è la banda DAB, oltre alla banda FM dove ci sono le solite radio. Nella banda DAB ci sono le altre radio, quelle più interessanti come Radio Libertà. Schiacciate DAB sull'autoradio e cercate Radio Libertà, ci sono tutti i nomi, siamo in ordine alfabetico. Se andate a casa di parenti o amici, sintonizzate la loro televisione sul canale 252, perché in tutta Italia sul canale 252 si ascolta e si vede Radio Libertà. Ricordate che potete scaricare la nostra applicazione sul vostro cellulare cercando nello store Radio Libertà, la scaricate gratuitamente e quando volete ci ascoltate in ogni dove. Grazie naturalmente anche agli amici che ci seguono sui social, su Facebook, su YouTube, soprattutto sulla pagina di Lega Salvini Premier, 1.200.000 follower ogni mattina. Il Sammy Varin in rassegna stampa è in diretta. Tra poco avremo il Qui Parlamento, ma prima, sono sul quotidiano La Verità perché siete rimasti anche voi scioccati da questa rivendicazione che in Gran Bretagna sta girando e gira forte e lo vogliono e bisognerà darglielo, ma qui in Italia già glielo stiamo dando. Signori, gli attivisti affilano le spade per la futura crociata trans, rivendicare il terzo cesso. Ti giuro che l'ho letto più volte perché ho detto no, si tratta del terzo sesso, non più 56 come scriveva Facebook, non ce ne sono così tanti, ma magari almeno 3, maschio, femmine e bu. E invece no, terzo cesso. Perché? Perché appunto non è giusto che uno che non si sente né maschio né femmina, soprattutto sai che ci sono quelli che pensano di cambiare sesso dalla mattina alla sera e non è una battuta e non sanno dove andare, quando gli scappa, mamma mia, stanno lì a pensare, vado di qua, vado di là, non scherzare, Sammy Varin. Fatto sta, dopo la sentenza che tutela le donne, l'ente UK per le pari opportunità aizza i militanti, se per ribadire l'ovvio servono verdetti o leggi, la nostra civiltà è davvero alla frutta, ora vogliamo il terzo cesso. Non lo ripeto più perché qua in Italia lo si è già fatto da qualche parte, in qualche università. Pagina 10, ne parla anche La Verità. Liste d'attesa di nuovo fumata nera. Stato-regioni ai ferri corti sul DPCM e scontro aperto in conferenza sul provvedimento che disciplina i poteri sostitutivi in caso di inadempienze. Parliamo delle liste d'attesa. L'esecutivo, che non vuole altri ritardi, pensa al passaggio in Consiglio dei Ministri senza il previsto assenso di Fedriga e soci. Scrive Patrizia Florenreiter, sulle liste d'attesa ancora si litiga e non vengono trovate soluzioni, così a rimetterci sono sempre i cittadini. In conferenza Stato-Regioni ieri non è stata raggiunta un'intesa, il Ministero della Salute, rappresentato dal sottosegretario alla Salute Gemmato, non ha accolto la richiesta di altro tempo per discutere del punto più controverso e indigesto del DPCM, i poteri sostitutivi, ovvero l'azione del governo nei confronti delle regioni che non hanno
fatto abbastanza per accorciare i tempi delle liste d'attesa per le visite. Bisognerà aspettare altri 30 giorni per vedere se qualche mediazione porterà a buon frutto, altrimenti, scaduto il mese, il governo è deciso a intervenire, emanando il decreto attraverso un passaggio in Consiglio dei Ministri anche senza il previsto assenso regionale. L'esecutivo non accetterà altri ritardi, si tratta in ogni caso di lungaggini fuori dalla comprensione dei pazienti, il cui unico interesse è avere visite e controlli nella sanità in tempi accorciati. Come vedete è un po' un cortocircuito politico, perché qui c'è dentro la destra e la sinistra che stanno litigando con il governo, e il presidente, lo sapete, di questa conferenza Stato-Regioni è il grandissimo Fedriga, che è della Lega. Quindi capire cosa si può fare senza sostituire l'autonomia delle regioni e quindi passare la palla al governo, che a me non sembrava che Roma fosse così brava, però magari mi sbaglio. In arrivo il cioccolato gate di Fazio, la verità torna su questo argomento lanciato ieri, il Codacons indaga sulla truffa. Come nel caso Ferragni, l'associazione è pronta a invitare chi ha acquistato le praline con le etichette bugiarde a chiedere i danni. Le avete mangiate, Erano buone? Sì, ma erano taroccate. Intanto il presentatore ha lasciato la carica di presidente della sua azienda. Ne parla a pagina 13 Giacomo Amadori. È chiaro, siamo tutti lì poi a guardare Fazio nella sua prossima puntata a vedere se farà una battutina. Ma stasera c'è Crozza? No, è in vacanza. L'eterno ritorno di Rocco Casalino. Oh mamma signor, dalla ribalta social a sogno elezione. No! È tornato a pagina 19 della Verità Rocco Casalino, il potentissimo braccio destro di Giuseppi ai tempi di Palazzo Chigi, riprende a farsi vedere in rete e in TV. Finora lo spin doctor del movimento ha sempre rifiutato di candidarsi, ma forse adesso ci sta pensando. Ecco, mi ha rovinato la giornata proprio. Vabbè. Ritorno indietro di una pagina, a pagina 13 della Verità. Fabio Amendolara ci ricorda la donna stuprata dal richiedente asilo. Un tunisino senza fissa dimora avrebbe trattenuto la vittima in un palazzo di Mestre per giorni. La poverina è fuggita grazie a una distrazione dell'aggressore. Richiedente asilo di origini tunisine senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano per un provvedimento di espulsione sospeso perché ha chiesto asilo, con audizione davanti alla Commissione territoriale per i permessi di soggiorno fissata per il prossimo novembre. Nel frattempo era libero di muoversi sul territorio italiano e di violentare. È chiaro che uno si chiede, ma adesso che possiamo rimpatriarli, sì, però ci vuole chiaramente l'ordine di rimpatrio, e se nel frattempo che vuole diritto d'asilo, sai che qui ne abbiamo tanti di diritti d'asilo, gli puoi dare uno, ne puoi dare due, poi ce ne sono varie tipologie, no? Almeno uno di solito se lo riesce ad agguantare, nel frattempo violenta. Ci fermiamo, certo, perché non ho più parole, guarda, giustamente uno pensa, una bella rassegna stampa, e la Meloni, e Trump, e qui e là, e invece infestato di terribili notizie anche quest'oggi, con tanta pena, naturalmente, per i morti in questo venerdì santo. Ci fermiamo, certo, perché c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ma ci vuole sempre ottimismo, e io quando voglio un po' di ottimismo vado in Parlamento, perché nonostante le brutte notizie che ci sono sui giornali quest'oggi si cerca sempre di lavorare per migliorare la vita dei cittadini. Diamo il buongiorno all'onorevole Vanessa Cattoi. Ciao! Buongiorno a tutti voi e tutti i vostri radioascoltatori. Oh Vanessa, allora in questa valle di lacrime diamo delle buone notizie, perché c'è un disegno di legge, il DL Montagna, di cui sei relatrice,
perché leggo questa bellissima frase: vivere le terre alte è un modo straordinario di vivere la vita. Un provvedimento che raccoglie misure specifiche in un'unica normativa, accogliendo suggerimenti anche dall'opposizione. Il DL Montagna che cosa contiene? Quali sono le buone notizie? Rischiaraci questo venerdì santo, Vanessa. Grazie mille innanzitutto per darmi questa importante opportunità. Innanzitutto questo provvedimento è un provvedimento fortemente voluto da noi della Lega, dal ministro Calderoli, che devo dire e devo ringraziare veramente tanto, perché anche in seconda lettura si è dimostrato molto disponibile al dialogo, al confronto, tant'è che alla Camera è la prima volta in questa legislatura che il provvedimento in seconda lettura vede approvate ben 55 proposte emendative, quindi anche proposte che arrivano dall'opposizione. Che cosa vuole definire questo provvedimento? Innanzitutto vorrei partire anche da una frase iniziale, che finalmente diamo dignità ai popoli di montagna e quindi ai popoli delle terre alte. Perché in questo provvedimento non ci sono dei finanziamenti a pioggia, ma si va a definire veramente in modo, direi, organico e anche sistemico l'insieme di tutte quelle politiche che sono proprio destinate ai territori montani, cercando di andare anche ad ottemperare a un obbligo costituzionale, perché l'ho ricordato anche nel mio intervento, la Costituzione all'articolo 44,2 dice proprio che la legge deve disporre dei provvedimenti proprio in favore delle zone montane. Non che non ci fosse un provvedimento adesso, una norma che andasse a definirli, perché di fatto noi con questo disegno di legge andiamo a superare quella che è la legge 97 del 1994. Perché? Perché innanzitutto definiamo dei criteri nuovi, dei parametri nuovi, perché adesso ci troviamo nel paradosso che Roma viene considerato comune montano, ad esempio, Bologna viene considerato comune montano. È impensabile quindi che noi abbiamo un terzo del nostro territorio italiano che è costituito da territorio alpino e quindi preappennino, e dopo in realtà abbiamo più della metà dei comuni che sono definiti montani. Ecco, noi andiamo quindi a definire questi nuovi e quindi ci basiamo su due parametri che sono quelli dell'altimetria e della pendenza, e che quindi ci permetteranno di inserire tutta una serie di misure che sono previste all'interno del provvedimento proprio per finalizzarle a questi territori. Perché innanzitutto è importante ricordare come all'interno del provvedimento ci sia anche la strategia per la montagna italiana. Che cosa significa la strategia per la montagna italiana? È praticamente questo nuovo strumento che permette di programmare e di definire anche quelle che sono le priorità delle politiche per le zone montane. Questo perché? Perché così andiamo a fare una mappatura non solo dei comuni che hanno una certa altimetria, una certa pendenza, ma andiamo anche a verificarne le condizioni socio-economiche, perché l'importanza di questo provvedimento è veramente cercare di aumentare il benessere sociale e anche economico dei popoli che vivono alle terre alte. Il provvedimento ha una dotazione di 200 milioni di euro. Siamo stati criticati perché c'è chi ci ha detto: ma potevate investire di più? Certamente, potevamo investire molto di più. Peccato che abbiamo la zavorra di 120 miliardi di indebitamento per il super bonus, che di fatto limita fortemente tutti questi straordinari disegni di legge che potrebbero ritrovare delle risorse finanziarie aggiuntive, se non fosse che qualcuno nel recente passato ha di fatto creato questa zavorra sul bilancio dello Stato, e voi sapete benissimo che il nostro ministro Giancarlo Giorgetti sta riuscendo a fare un'operazione di controllo prudenziale e responsabile dei conti dello Stato, che ci permette di avere quella credibilità non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, che è di fatto comprovata da cosa? Dal fatto che anche Standard & Poor's ha alzato il rating dell'Italia proprio perché ha detto che ha dato un buon giudizio proprio sulla gestione del debito italiano, e quindi noi in queste condizioni siamo riusciti a ritagliare una quota, secondo me non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, perché è ovvio che i territori montani, i comuni montani si meritano uno sforzo economico
superiore, però è anche vero che le disponibilità ad oggi sono queste e sono veramente tante rispetto al passato, perché i comuni montani in un recente passato avevano qualche decina di milioni di euro a disposizione da poter spendere, invece noi in questo provvedimento, grazie al ministro Calderoli, abbiamo 200 milioni di euro. E sinceramente se andiamo a vedere quelli che ritroviamo anche all'interno del capo terzo e degli altri capi, il quarto e il quinto, che sono fondamentalmente i più importanti, andiamo a trovare, come abbiamo messo 40 milioni di euro ad esempio per la sanità di montagna, raddoppiamo il punteggio proprio per cercare di favorire i medici ad andare a prestare servizi nei comuni montani, diamo dei titoli preferenziali a chi svolge un'attività appunto medico, sanitario e sociosanitario nei comuni montani per almeno 3 anni. Andiamo a dare dei crediti di imposta sia per l'allocazione che per la sottoscrizione del mutuo in favore di questi operatori che esercitano nei comuni montani, avendo una particolare attenzione e quindi maggiorando questi crediti di imposta per chi? Per gli operatori che decidono di andare nei territori montani dove ci sono le minoranze linguistiche. Io penso che questo aspetto qua sia importante perché si vuole proprio andare anche a favorire quei piccoli territori dove ci sono anche delle condizioni culturali particolari dove tanti non vogliono andare a vivere fondamentalmente. E poi vengono dati degli monumenti di natura accessoria e variabili anche sempre al personale sanitario. Anche per le scuole siamo intervenuti. Il mio emendamento come relatrice vuole promuovere questi servizi educativi per l'infanzia che si chiamano servizi integrati. Perché? Perché voi sapete benissimo che nei comuni montani talvolta è difficile anche far sopravvivere le classi e quindi anche lì nel provvedimento abbiamo inserito proprio alla Camera la possibilità di impiegare delle risorse finanziarie proprio per sviluppare dei progetti innovativi che permettano di creare questo sistema integrato di servizi educativi, ma anche di costituire dei poli per l'infanzia nei comuni montani, proprio per cercare di raggruppare e fare in modo che, anche se abbiamo un numero ridotto di bambini, si riesca comunque a mantenere il servizio, perché laddove chiude una scuola muore una comunità, noi lo sappiamo benissimo. Ecco quindi che con questo emendamento si va in questa direzione e anche nell'ambito scolastico per incentivare allo stesso modo i medici anche gli insegnanti a recarsi nei territori, nei comuni montani, abbiamo applicato gli stessi incentivi. In questo caso abbiamo una copertura di circa 20 milioni di euro. Poi ci siamo dedicati anche ad esempio alla copertura, agli incentivi per dare un impulso alla natalità, per fare in modo che le persone che decidono di andare a costituire un nucleo familiare nei territori montani, qua mi riferisco in particolar modo all'articolo 28 che è molto importante, che pone 5 milioni di euro a decorrere, quindi tutti gli anni vengono stanziati 5 milioni di euro. E cosa servono questi 5 milioni di euro? Servono per incentivare la natalità, soprattutto per chi registra all'anagrafe dei comuni montani con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti il proprio figlio nato oppure adottato. E questo penso che sia un altro importante sostegno che viene inserito all'interno del provvedimento. Poi ci sono tantissimi altri incentivi che sono stati dati, penso ad esempio all'incentivo e contributo per l'acquisto della casa per gli under 41, proprio per chi compra, chi è giovane e che ha meno di 41 anni ha un contributo, e qua abbiamo stanziato 16 milioni di euro a decorrere dal 2025 proprio per chi decide di avere la casa principale e di andare a vivere all'interno di uno di questi comuni montani. E questo incentivo va a sommarsi a quelli statali, quindi in realtà non è che uno prende quello statale e poi deve scegliere se prendere quello statale o quello riferito ai comuni montani, no, si aggiunge proprio perché si cerca di incentivare l'insediamento dei giovani anche nei comuni montani per evitare che di fatto i comuni montani diventino un dormitorio, ecco, fondamentalmente. E poi arriviamo a un articolo che resta molto a cuore, che anche con voi ho già affrontato anche questo tema, che è quello della gestione anche dei grandi carnivori, perché chi vive come me nei territori di montagna sa benissimo che e l'abbiamo sentito anche in questi giorni, perché nella commissione 14ª ci sono le audizioni proprio sul tema del declassamento del lupo da specie particolarmente protetta a protetta, sul quale l'Europa ci chiede di esprimerci. Abbiamo sentito veramente tantissimi operatori economici, ma anche le rappresentanze territoriali, che ci dicono che
la gestione dei grandi carnivori, se non viene fatta, non viene data la possibilità ai territori di montagna di intervenire, mette a rischio lo spopolamento, perché la gente è fortemente limitata nella propria libertà, perché ci troviamo in territori come nel mio, dove abbiamo un'altissima concentrazione rapportata alle caratteristiche orografiche territoriali, e quindi mi spiego, al fatto che magari in un territorio ci siano abbiamo tanti residenti, magari non accentrati in un perimetro, ma diffusi all'interno di una vallata, dove però la presenza di grandi carnivori è particolarmente elevata, e quindi di fatto limita la libertà personale di chi ci vive, limita il fatto che anche gli operatori economici, perché in certi territori come nel mio è una scelta culturale di vita, quella di vivere inseriti nell'ecosistema ambientale, cioè noi non abbiamo una distinzione tra ciò che è attività agricola, ciò che è l'allevamento, ciò che è l'attività boschiva. Noi viviamo e esercitiamo tutte le nostre attività, noi che viviamo nei territori montani, proprio all'interno del bosco, e questo è un concetto che chi vive nelle città fa fatica veramente a capire, e quindi aver inserito alla Camera nell'articolo 12 innanzitutto l'emendamento che permette l'estensione dell'utilizzo del spray anti-orso cosiddetto, per cercare di dotare anche i corpi di polizia locale, le strutture che operano territorialmente, e mi riferisco alla protezione civile ma non solo, di poterlo utilizzare nel momento in cui svolgono le loro attività in questi specifici territori. E questa è una grande opportunità che ci viene richiesta proprio da questi contesti territoriali particolari. E in più abbiamo inserito anche un altro emendamento molto importante, a prima firma del collega Bruzzone, fortemente voluto da noi e dai territori che sono interessati da questo problema, cioè la possibilità di fare in modo che l'Italia dovrà tempestivamente recepire quella che è la normativa europea e le successive modificazioni che sono conseguenti all'attuazione della cosiddetta Convenzione di Berna, che è quello appunto del declassamento del lupo. E questo è un altro importantissimo segnale per far capire che anche la politica capisce benissimo che questi sono i problemi reali di chi vive nei territori di montagna, perché non abbiamo predatori di questi grandi carnivori, quindi se l'uomo non interviene ci troveremo ad avere una condizione ancora più aggravata da questa presenza, perché abbiamo delle persone che vivono a territori di montagna che non possono più uscire neanche coi cani al guinzaglio, che il lupo gli si avvicina, cosa molto particolare che è accaduta proprio in uno dei comuni miei del Trentino, ad Avio in particolar modo, dove ci siamo ritrovati con persone che hanno il cane al guinzaglio e il lupo si avvicina al cane, ma vedendo la presenza dell'uomo non scappa, ma attacca il cane. E questa è una cosa gravissima, perché noi non possiamo pensare che le persone vivano nei territori di montagna e rimangano chiuse in casa. E quando mi riferisco al fatto che la montagna è un modo di vivere la vita che è diverso rispetto agli altri, che è un modo veramente straordinario, mi riferisco proprio a queste caratteristiche. Quindi io penso che, e poi ci sarebbe da parlare mezz'ora, perché abbiamo inserito anche una serie di incentivi per gli agricoltori, per gli allevatori, proprio per cercare di andare incontro a quelle che sono le loro reali difficoltà nell'esercitare queste funzioni economiche, soprattutto nelle terre alte, perché uno non si rende conto della diversità di esercitare certi lavori quando hai una determinata pendenza, quando fai fatica anche a portare il trattore per arare il terreno, quando ci sono delle condizioni orografiche particolari che rispetto ai territori di pianura ovviamente rendono ancora più difficoltoso. Quindi la tutela e la cura che abbiamo di questi territori, grazie a queste persone che fanno questo lavoro qua, noi dobbiamo cercare di custodirla e mantenerla, e soprattutto di aiutarla, agevolarla, non ostacolarla. E penso che con questo disegno di legge del ministro Carlo Roili, che finalmente è iniziato la discussione generale in aula questa settimana, spero che ci arrivi presto anche la chiusura dell'iter, proprio per permettere di dare questa grandissima opportunità per chi con grande dignità e silenzio tutti i giorni porta avanti nei territori di montagna un'attività importantissima che è salvaguardia del nostro territorio e rispetta soprattutto la diversità, perché chi vive la montagna ha un grandissimo rispetto delle diversità territoriali e culturali delle singole vallate, quindi questo penso sia un messaggio importante che noi diamo e che ancora una volta la Lega dimostra come sia sensibile nel cercare di
valorizzare e mantenere soprattutto questo tipo di contesto che è quello di montagna. Un bel messaggio positivo in questo venerdì, parlando e salutando gli amici che ci ascoltano dalle terre alte, grazie a Vanessa Catoi, relatrice di questo disegno di legge sulla montagna. Se volete saperne di più, naturalmente seguite Vanessa Catoi, ma Certamente. seguite la Lega in Parlamento, perché ci sono tutti gli interventi. Vanessa, approfitto per fare a te e alla tua famiglia grandi auguri di buona Santa Pasqua. Grazie, auguroni di cuore a tutti voi e di buona Pasqua, sia una Pasqua serena da trascorrere in famiglia con tutti i vostri cari. Grazie di cuore e a presto. Un abbraccio a tutti. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
In questo venerdì santo non dobbiamo avere vergogna a gridare, a cantare "Oh fede". Lui è Gabilo, scritto con la Y. Gabilo è di Sestri Levante, in provincia di Genova, cantautore ligure ma di origini lucane, è arrivato in finale al Festival della canzone cristiana di Sanremo, proprio negli stessi giorni di Sanremo. Si è compiuto questo festival, un brano profondo e toccante che affronta il tema degli errori della vita, della ricerca, della resurrezione attraverso la fede. Con il buongiorno rinnovato e la buona Santa Pasqua per chi ci segue e resterà a casa, per chi si appresta a partire per qualche giorno di vacanza, siamo con voi. Cerchiamo di fare squadra anche per fare una bella informazione anche musicale, sentite, in questi giorni importanti. Il buongiorno rinnovato da Sammy Varin e da Simone in regia, ma tra poco apriremo anche le linee per fare 4 chiacchiere in diretta. Prima però fatemi dare ancora qualche titolo e qualche argomentazione sul tavolo. Una terribile, mamma mia, sul sito elettronico di Repubblica. Legnano alle porte di Milano, a 2 passi anche da casa mia. Abusi sessuali su una ragazza in un parco pubblico. Salvata dai passanti, arrestato un uomo. Chissà che uomo sarà. Il raid sessuale va in scena nel parco. Lei, una ragazza italiana di 20 anni, sta camminando da sola nell'area verde quando improvvisamente finisce nel mirino del suo aggressore. Il blitz è violento e fulmineo. L'uomo le si avvicina, la scaraventa a terra e la palpeggia nelle parti intime, senza minimamente preoccuparsi della presenza dei testimoni. Ma alla fine è proprio l'intervento di quegli stessi testimoni a metterlo in fuga prima dell'arrivo dei carabinieri, che poi lo arresteranno. In manette con l'accusa di violenza sessuale finisce un 29enne del Gambia, irregolare in Italia, senza fissa dimora. Sarebbe stato lui alle 4 del pomeriggio ad abusare di una 20enne all'interno del parco Falcone Borsellino di via Diaz a Legnano. La giovane, che ha poi formalizzato la denuncia davanti ai militari, è stata buttata a terra dall'uomo che l'ha immobilizzata e palpeggiata ripetutamente. A mettere fine all'assalto alcuni passanti, che sono subito intervenuti, allontanando il ragazzo e dando l'allarme. Il ragazzo è stato poi rintracciato poco distante dal parco e arrestato. 29enne del Gambia, in perenne emergenza sessuale. Cos'altro devo dirvi? Vado sui quotidiani, vado sul Tempo, ad esempio, e leggo a pagina 8: parte la campagna del PD per avere più clandestini e l'Unione Europea nasconde i dati Frontex. I Dem contro la lista dei paesi sicuri, ingressi liberi da Egitto, Bangladesh e Tunisia, e il garante della privacy UE blocca l'invio di dati ad Europol sui reati degli immigrati. Metà sbarchi proprio da quei 3 paesi. I cittadini nati in Egitto, Bangladesh e Tunisia, quelli dove riusciremo a rimandarceli se compiono reati gravi, sono circa la metà degli immigrati che giungono in Italia. Dal 1 gennaio sono sbarcati 4.469 bengalesi, 1.212 egiziani, 241 tunisini, su un totale di 12.412. Per il PD però non sono paesi sicuri. Chiaramente, signori, poi vediamo quello che combinano qui nei nostri paesi. Nei loro no, nei nostri. Quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, a pagina 9, l'intervista a Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d'Italia. Spero che il piano Mattei diventi un progetto continentale. Sui migranti l'Europa segue la linea italiana. Ora la privacy non ostacoli la lotta agli scafisti. E poi subito la brutta cronaca di cui vi ho letto: tunisino uccide l'ex moglie e si schianta con l'auto, era un immigrato a Monfalcone evaso dai domiciliari. Era già stato condannato a 5 anni per violenze proprio nei confronti della donna. Capite come questi trattano le nostre donne? Se ne fregano, come quello nel parchetto, cioè davanti a testimoni si è messo a violentare la tipa. Sono
sono delle bambole, sono delle schiave per loro. E ancora, pagina 12, siamo sul Tempo, potentissimo oggi il quotidiano Il Tempo, donne e bambine picchiate e stuprate in portoni e casolari. A Mestre una 32enne segregata e violentata per 5 giorni da un tunisino. A Modena aggredita e abusata una 65enne da un minorenne straniero. Il minorenne straniero violenta la 65enne. Poi ditemi che sono esagerato a dire che questi sono in perenne emergenza sessuale. Vanno curati. Come li curiamo? A pagina 13, sempre del Tempo. Guarda, castrazione chimica, la storica battaglia che il Carroccio torna a combattere. Signori, mi dite un attimo cosa ne pensate al 340-6709-659? Siete d'accordo con questa battaglia che la Lega porta avanti? Saranno 20 anni che ne parliamo di castrazione chimica, facendoci prendere per il culo dal PD, chiaramente, perché questi, non lo so, o hanno donne brutte oppure non hanno paura di questi ragazzotti in perenne emergenza sessuale. Sto scherzando, chiaramente. Fatemi sdrammatizzare ogni tanto la situazione che... Ragazzi, ma una ventenne non può andare a passeggiare al parco di Legnano. Dio mio, perché ci hai abbandonato? Lo dico io quest'oggi. Non è pensabile una roba del genere, che ti arriva il Gambiano di 20 anni in emergenza sessuale, poverino. E cosa gli facciamo a questo Gambiano in emergenza sessuale? Simone, che gli facciamo? Castrazione chimica. Dal leader Matteo Salvini al ministro Roberto Calderoli, che presentò la proposta di legge mai discussa in Parlamento. Da Mestre a Busto Arsizio, a Legnano, le vittime di stupri e violenze nel giro di pochi giorni. 2 sono minorenni, una bambina di 11 anni è stata aggredita da uno stupratore seriale, una 14enne è stata brutalmente violentata da un nordafricano. A insorgere prontamente è stata la Lega, da Salvini a Calderoli, passando per Sardone e Vannacci, che ha rilanciato la propria proposta sulla castrazione chimica. Il buonismo ha perso, è evidente, e bisogna agire per fermare l'ondata di terrore che sta martoriando il paese. Signori, oggi procuratevi il quotidiano Il Tempo, pagina 13, paginone sulla castrazione chimica per questa gentaglia, con di spalla Annalisa Chirico. Basta propaganda, servono pene severe e certe. Quotidiano Il Tempo, giro pagina. Non ce ne sono più sul quotidiano Il Tempo, non ce ne sono più di quelle naturalmente selezionate per la vostra attenzione. Faccio in tempo a lasciare Il Tempo e ad andare su Libero, che titola Missione compiuta, Trump verrà a Roma per un vertice con l'Europa. A proposito, pochi minuti fa è atterrato Vance, ma pagina 4, signori, sui migranti, la sinistra frigna contro l'Europa, diritti umani in pericolo, compagni che cambiano. La Commissione inserisce tra i paesi sicuri l'Egitto e il Bangladesh. Il PD si scaglia contro Bruxelles. In prima fila i Dem Ruotolo e Maiorino. Così l'Unione Europea mette a rischio gli stranieri solo perché dà ragione a Meloni. A pagina 4 del quotidiano Libero. E divertente anche tutti sulla nave ONG, attrici e politici in estasi, tutti a bordo della Ocean Viking, scrive Francesco Storace. Si sa, la pubblicità aiuta, poi se la fanno attori e politici, i flash dei fotografi si scatenano, tutto diventa più facile, e così la ONG Ocean Viking, da nave ormeggiata nel porto di Siracusa, per qualche giorno si è trasformata in nave omaggiata, con i gridolini in estasi dei VIP saliti a bordo. E già, tutti a sentire i racconti naturalmente dell'ONG sui tanti salvamenti effettuati. Pagina 5, Schlein e Conte sono già in fuga, ai referendum resta solo Maggi. Ma soprattutto a pagina 9 del quotidiano Libero oggi l'intervista con Armando Siri. Basta con le crociate della sinistra italiana contro chi fa
impresa. Il consigliere di Salvini sulla guerra di giornali e TV ai privati della sanità è solo una campagna ideologica. Se oggi abbiamo un sistema universalistico che cura tutti gratis, è anche merito di chi investe risorse in medici e servizi. Sempre più di frequente alcuni programmi TV si occupano di sanità e lo fanno col preciso intento di demonizzare il ruolo di un certo tipo di privato convenzionato che s'affianca al servizio pubblico. Ovviamente questa è una delle tante battaglie a perdere della sinistra, che se la prende con i modelli regionali di centrodestra, ma chiude un occhio su quelli del tutto analoghi delle regioni rosse. Storia vecchia alla quale ha provato a ribellarsi Armando Sili, consigliere di Matteo Salvini per le politiche economiche, papà della flat tax e sostenitore della libertà di cura per il paziente. A pagina 9 del quotidiano Libero. È giusto raccontare ciò che non funziona, ma senza dimenticare che sono più le eccellenze. Come governo abbiamo tolto il numero chiuso alle facoltà mediche. È solo un primo passo, ma importante. Paginone per Armando Siri, quest'oggi sul quotidiano Libero, che si occupa naturalmente anche qui della triste cronaca, orrore in centro a Mestre, segregata e violentata per 5 giorni da un detenuto, e poi il maniaco che pungeva con la siringa le donne sulle natiche. Pisa, arrestato cinquantenne, aveva già ammazzato una ragazza nel 2009. No, per dirti, insomma, che a volte magari la Lega ci azzecca. Ancora una cosina, intanto apro le linee. Dai, chiamate 0292947222 per farci gli auguri di Pasqua, ne abbiamo bisogno. Ma a Palermo, segnala il quotidiano Libero a pagina 17, hotel pieni a Palermo per il recupero del Bayesian. A Palermo il 28 aprile cominciano le operazioni di recupero del veliero affondato il 19 agosto. Giornalisti, turisti, semplici curiosi saranno almeno i 500 ad assistere al recupero del veliero Bayesian, naufragato la notte del 19 agosto 2024 davanti alla costa di Porticello, nel Palermitano. Il super yacht, che si è inabissato in mare portando con sé e uccidendole 7 persone, e aggiungo io anche molti segreti, verrà riportato a galla il prossimo 28 aprile ed è annunciato il tutto esaurito. Arriveranno persone da ogni parte d'Italia, ma anche da Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Germania e Francia. Gli hotel, i bed and breakfast e le case vacanze della zona sono quasi tutti prenotati. 28 aprile le operazioni di recupero del Bayesian. Così quest'oggi ne parla soltanto il quotidiano Libero, che chiudo leggendo: ecco come il gas può accelerare la transizione green. A pagina 19 Libero, il pragmatismo che batte l'ideologia. Per coprire la forte domanda di energia bisogna affiancare alle rinnovabili un'efficiente infrastruttura del metano. Diversificazione delle forniture. Con 5 terminali, Snam ha una capacità di rigassificazione che copre il 45% della domanda. Primato continentale. Con oltre 40.000 chilometri di rete per il trasporto del gas, il gruppo detiene il primato continentale. Molecole decarbonizzate, gasdotti e stoccaggi sono in grado di funzionare anche con idrogeno e biometano. 0292947222. A voi la parola. Pronto? Buongiorno. 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 Dunque, volevo sottolineare una cosa, che noi parliamo sempre dei massimi sistemi e poi telefono al CUP Piemonte per un ecodoppler. Dunque, io ho 75 anni. Allora, mi hanno proposto, c'è una cosa pornografica, mi hanno proposto di andare a Domodossola, lì c'è il posto. Allora, da Torino a Domodossola ci sono 126 chilometri, andata e ritorno sono 252 chilometri. Io dovrei con 75 anni, per farmi un ecodoppler, fare 252 chilometri. E allora mi è venuta in mente una parola categorica e inappellabile: vergogna. Certo. Grazie caro, grazie della segnalazione che riguarda tutti noi davvero.
I giovani magari in caso proprio di grande necessità fanno 152 chilometri, ma chi ha una certa età è improponibile. 0292 947222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Non volevo intervenire perché sto facendo le valigette per andare nel Veneto, ma Wow. ci sono cose troppo interessanti. Allora, signor Sammy, se c'è uno dei reati che fa orrore, per non dire altro, è quello della violenza sessuale. E allora, dico io, la giustizia a volte delude, è benevola nei confronti di chi si macchia di questi crimini ed è anche recidivo. Fanno paura vicende come quella di Mestre, dove una undicenne, l'ha già detto lei, è stata violentata da un 45enne Massimiliano Mulas, con un passato da violentatore seriale e spesso in carcere, e poi tutti gli altri casi che ha detto lei, non voglio rivederli. Io credo, signor Semmi, nella giustizia, ma non per questo non la critica se coinvolta in certe vicende. Occorre rendersi conto di quello che potrebbe accadere successivamente con soggetti liberi, dopo aver scontato la pena, questo mettiamolo tra parentesi, ma senza vigilanza, divieti di avvicinarsi a donne o mancata assistenza sanitaria per essere aiutati. Insomma, voglio terminare, qualcosa va fatto e in fretta, senza girarci troppo intorno. Io la saluto e di nuovo buone vacanze. Grazie, buone vacanze a chi fa qualche giorno fuori dalle scatole, riposatevi, pensate ad altro, mica facile certamente, però se ogni tanto mi accendete io sono anche contento, canale 252 del televisore o Radio DAB, portatevela dietro, ma ancora meglio sul telefonino, scaricate l'applicazione di Radio Libertà, schiacciate Play Store oppure App Store, cercate Radio Libertà, schiacciate il bottoncino scarica, è gratis, ti scarica l'applicazione, quando vuoi clicchi sull'iconina Radio Libertà e parte la nostra voce, ma anche il video se volete, perché potete scegliere se ascoltare la radio o guardare la televisione. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Giorno. Buongiorno Sammy, buongiorno agli ascoltatori e auguri di buona Pasqua a te e famiglia. Grazie. E a tutti quanti gli ascoltatori. Senti, ieri per la prima volta in vita mia ho avuto poche occasioni di sentirmi orgoglioso di essere italiano. Mi sono sentito orgoglioso di essere italiano vedendo finalmente un Presidente del Consiglio con una postura, un'eleganza, una padronanza della lingua davanti a centinaia di giornalisti di tutto quanto il mondo, va bene, tenere testa, anzi bloccare anche la traduttrice che ha tradotto male, va bene, ma questo già ne ha dato occasione altre volte. Tenendo conto che Giorgia Meloni è padrona anche di altre due lingue, francese e spagnolo parlate perfettamente. Il problema della Meloni non è lei è l'optimum, è che è circondata da una classe di dirigenti di incompetenti, anche di deficienti come quelli di Fratelli d'Italia, a differenza di noi della Lega. Però proprio perché sono leghista voglio fare il rimprovero, scusami Sermi, ma questo lo devo dire, a quelli lì che mandano i messaggi senza conoscere le cose, no? La coatta, la burina, la romana, tutte queste considerazioni qua. Ecco, questa coatta, questa burina, ve lo sta mettendo in quel posto a tutti quanti per come si sta comportando all'estero e per il prestigio che ha all'estero. Io ho contatti anche con l'estero, va bene amici, e viene tenuta su in palmo di mano a tutto il mondo. Quindi la prossima volta non ce ne usciamo con queste battutacce d'ambra giovinelle, la coatta, la romana. Grazie la coatta... caro, buona Pasqua. Beh, le battute poi si fanno chiaramente anche per alcuni dissensi poi che si hanno dal punto di vista elettorale e quando c'è da programmare le elezioni amministrative scegliendo il candidato. Insomma, se vogliono adesso metterci tutti i candidati meloniani nelle regioni del nord che non hanno caratura, adesso non voglio nominare alcuni ministri in carica che insomma dice vabbè ma dove l'hanno preso, cioè capisci, la Meloni ci sta, ma altri personaggi di Fratelli d'Italia, ragazzi miei, c'è da mettersi le mani nei capelli per chi li ha, tacciamo. Altra chiamata, pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amato. Uela. Allora, per onestà intellettuale devo dare ragione al precedente ascoltatore sulla Meloni, perché
effettivamente a livello internazionale è molto brava e si sta comportando bene. Detto da un leghista che avrebbe piacere che al posto suo ci fosse un Matteo Salvini, però è molto brava. Ma del resto l'ascoltatore di Roma ha detto anche egli che la classe dirigente di Fratelli d'Italia è francamente ridicola. Non è per questo che volevo intervenire, è sulla breve che tu hai dato da Modena. Io stamattina, venendo in macchina con mia moglie al lavoro, mia moglie in macchina tiene una radio che è Radio Bruno, forse tu non la conosci, ma è una come no? network. Certo. Buono, allora si sente è una anche lì, allora. delle prime radio d'Italia, è vero, sì. Ecco. Sì. E Radio Bruno alle 7 o un quarto alle 8 tiene un notiziario locale. Di quelle notizie lì ce n'erano 3 o 4 tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna. Anche nei paesini tipo Formigine succedono delle cose di questo tipo. Il problema, e dopo chiudo, è che molto spesso è data dalla superficialità, perdonami se me lo dico perché tu hai una ragazzina di 13-14 anni, di tante ragazzine e ragazze nostre che pensano di avere a che fare con i loro amichetti italiani cresciuti con un'altra cultura, cioè con una cultura nostra, mentre questi ragazzi qua che abbiano 20, che abbiano 30, che abbiano 40 o 50 anni vengono su con un'altra cultura e le nostre ragazze donne che magari sono state cresciute tipo la mia principessina, ma come sei bella, come sei brava, pensano di avere a che fare con i bambolotti nostri. Possiamo chiamarci anche noi bambolotti perché rispetto ai nostri genitori o nonni, noi uomini di oggi non siamo quelli di 40-50 anni fa. Siamo molto morbidi e tolleranti e comprensivi. Questi qua sono comprensivi finché gli fai comodo. Dopodiché non gli fai più comodo. Ti prendono a botte e ti violentano perché tu non ci stai. Quindi anche noi genitori, voi genitori, perché io per fortuna non ho figli, e tanti genitori devono stare attenti a insegnare alle loro figlie, nipoti, che non è come avere a che fare con un algerino, un africano o un figlio di uno straniero che viene da quei paesi, che è diverso che avere a che fare spesso con un italiano. Poi ci sono anche i nostri che sbalinano un po'. Grazie caro, un saluto di buona Pasqua anche a te. L'ultimissima chiamata e me ne vado. Pronto? Mi senti? Pronto? Ciao, buongiorno. Sono Albino dalla provincia di Torino. Cavoloschi, pensavo che mi aveste mollato. No, lasciato non ti così da dimentichiamo. solo. Noi in queste lande desolate, a parte il fatto, ho visto 2 autobotti piene di Cinar davanti al Parlamento, non so a chi è indirizzato, a parte la battuta scema. Per quanto riguarda la sanità Piemonte, allora io mi pago sempre tutte le visite, va bene così, perché altrimenti uno diventa scemo qua. Allora, ho detto, provo con la mutua a prenotare una visita oculistica e una visita dermatologica. Perfetto, allora prima disponibilità in zona marzo-aprile 2026, altrimenti, come ha detto il signore prima, c'è posto a posto tra un mese, attenzione, Stresa, Arona, Domodossola, Acquiterme, tu devi girare tutto il Piemonte. E concludo dicendo che 3 anni fa per un'emergenza nel mese di agosto dovevo andare dal dermatologo perché mi aveva appunto un ragno e a quel punto lì la cosa non era tanto bella. Meno male ho trovato posto a Stresa, mi sono fatto un bel viaggetto. Grazie caro, anche per te tanti auguroni e non molliamo assolutamente, proseguiamo a lavorare, speriamo che ci sia una buona politica che agisca anche su questo, facciamoci furbi anche noi, chiaramente prenotiamo la visita anche se lontana, poi richiamiamo dopo qualche mese e chiediamo se si è liberato qualche posto più vicino, facciamoci furbi. Tanti auguri di buona Santa Pasqua, se non ci sentiamo più, ma ci sentiamo, io torno alle ore 11.